Chi sono? No, lei è Lea. Io, Luca Gottardo. Quali sono le mie passioni? Il ballo, che sia di coppia o di gruppo, il palio, una tradizione che amo, e le associazioni del mio territorio. Cosa ho studiato? Sono diplomato perito elettrotecnico e ho continuato all'università nello stesso ambito. Le mie prime esperienze lavorative? Elettricista e tecnico manutentore di impianti fotovoltaici. Quando cambia la mia vita lavorativa? Da quel giorno che ho deciso di supportare la mia famiglia nella vendita di casa. Vedevo tutti questi portali immobiliari online, casa.it, immobiliare.it, Idealista e tutte queste agenzie. C'erano davvero tutte. E sembrava tutto facile, ma quando ci siamo affidati ad alcune agenzie, foto negli annunci fatti male che confondevano l'interessato e svalorizzavano l'immobile. D'altronde non sono fotografi. Agenti troppo spesso impreparati, tecnicamente, burocraticamente, legalmente, umanamente. Più commercianti che consulenti. Dai, in fondo vendere casa è diverso da vendere un folletto. Strano a dirlo, ma intanto mi stavo appassionando a tutto questo. E allora mi sono detto, e se... Adesso ci penso io. Ho iniziato a formarmi per ottenere l'attestato, perché l'agente immobiliare è una cosa seria, anche se non per tutti. Non vi ho detto che mio padre nel frattempo era già nel campo e ho potuto fare i primi passi con lui, sperimentando già la mia visione. Poi ho pensato, ma nel 2020, con internet e tutta la tecnologia che abbiamo, si promuovono case con foto brutte facendo perdere tempo ai visitatori e ai proprietari? E allora vai di video dove mi sono messo in gioco facendo il Piero Angela della situazione, presentando la casa in modo esaustivo, mettendo in condizione l'interessato di capire subito se può fare al caso suo o no, e solo in quel momento effettuare la visita, con vantaggi non solo per lui, ma anche per il proprietario. E per il mio tempo. E poi la chicca. Virtual Tour 3D, il migliore in commercio. Finalmente da casa tutti possono visitare un immobile, passo dopo passo, una vera passeggiata. E guardate qui, lo si può visionare come se fosse una casa delle bambole. Neanche io ci credevo. Poi ho puntato sulla comunicazione, la giacca certo, ma poi i social network, la vetrina dell'ufficio, con grafiche rinnovate e accattivanti,